Buongiorno cari amici e benvenuti al canale del Marietto Veneziano. Cari amici, oggi voglio dirvi che per premiare i fedeli visitatori di questo canale, che sono anche iscritti al gruppo di Facebook del Marietto Veneziano e Hildegarda, verrà estratto a sorte un nominativo fra questi che lasceranno un commento sotto questo video, a partire da oggi e fino al 14 dicembre compreso. Il vincitore di questo premio dovrà essere iscritto sia a questo canale che ai gruppi di Facebook, di cui trovate il link nella descrizione del video. Il nome del vincitore verrà poi comunicato sia nel video che uscirà il 15 dicembre, sia all'interno dei gruppi di Facebook. Il premio consiste in una stesura completa riguardo una domanda scelta dal vincitore. Cari amici, quindi avete saputo anche la novità di questo video, c'è in ballo una stesura gratuita del vostro marietto veneziano. Bene, oggi vediamo come usare il disimpregnatore radiostesico. La prima cosa che noi dobbiamo sapere è più che sapere, dobbiamo pensare magari che qualche volta qualcuno ci regala qualcosa che ha dei parassiti o degli egregori, qualsiasi cosa insomma di astrale, di eterico che ci insospettisce. Allora cosa facciamo? Dobbiamo pulirlo, oppure troviamo una moneta, un sassolino che ci piace, ma vogliamo essere sicuri che sia disimpregnato da parassiti e astrali eterici. La prima cosa che facciamo è, faccio un esempio in questo caso qui, prendo un sassolino, ipotizziamo che sia una pietruzza, e vediamo, lo mettiamo come testimone e vediamo se dobbiamo pulirlo. Prendiamo il nostro pendolino e gli facciamo la domanda: dobbiamo pulirlo col disimpregnatore? E il pendolino ci dice sì. Bene, appurato che dobbiamo pulirlo col disimpregnatore, prendiamo allora il quadrante radiostesico per vedere quanto tempo deve restare nel disimpregnatore. Prendiamo il nostro quadrante radiostesico che noi conosciamo bene dalle altre pillole del vostro marietto veneziano, vedete questo. Lo prendiamo, mettiamo il nostro testimone in centro e chiediamo quante ore deve rimanere il testimone nel quadrante radiostesico per disimpregnarlo. E voilà, sono 4 ore. Bene, abbiamo visto che 4 ore e mezza più o meno. Abbiamo visto che il nostro sassolino deve rimanere nel quadrante radiostesico disimpregnatore per 4 ore e mezza. Allora adesso, per chi non l'ha mai visto, prendiamo il quadrante radiostesico disimpregnatore, che è questo qui, che lo potete tranquillamente scaricare dal sito ilcapitanoaltervista.org oppure nei nostri gruppi di Facebook di Hildegarda e del Marietto Veneziano, sempre gratuitamente. Quindi prendiamo il nostro oggetto, lo posizioniamo qui, prendiamo il nostro pendolino e gli facciamo un giro fin quando non finisce. E voilà, e lo lasciamo per 4-5 ore. Dopodiché l'oggetto sarà pulito interamente da parassiti o quant'altro a livello eterico. Bene cari amici, anche per oggi la piccola pillola del vostro marietto veneziano è finita e vi invito a iscriversi ai nostri gruppi di Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano e anche su Facebook chiaramente, e anche ai nostri canali sia di Hildegarda che del Marietto Veneziano. Trovate qui sotto in descrizione i vari link. Grazie e buongiorno, alla prossima!